Egi Plus di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca, riscaldamento delle scuole secondarie e superiori. La situazione, fa sapere la provincia, è tornata alla normalità. Dopo il grande impegno, si legge in una nota della provincia di Treviso nei giorni scorsi, per verificare e superare le criticità tecniche degli impianti di riscaldamento a seguito dell'abbassamento repentino delle temperature registrato nei giorni scorsi, l'emergenza è rientrata. Il fatto salvo per alcune piccole situazioni localizzate, le temperature sono tutte a regime e quindi gli studenti e le studentesse sono rientrati in classe. Continua comunque il monitoraggio giornaliero dell'ente. E per il terzo anno consecutivo il Comune di Villorbe e la provincia di Treviso promuovono la giornata di orientamento universitario. L'appuntamento è per mercoledì 14 gennaio 2026 dalle ore 9:30 alle 13 all'auditorium della provincia di Treviso, in via Cal di Breda 116 a Treviso. Durante la mattinata sarà presentata l'offerta formativa di alcuni tra i più importanti istituti universitari del Veneto: l'Università Ca' Foscari di Venezia, presente fin dalla prima edizione, il Centro Salisi, campus di Treviso, e per la prima volta lo IUSVE, Istituto Universitario Salesiano di Venezia, Pontificia Università Salesiana, sede di Mestre. Ospite d'eccezione sarà il professor Giovanni Fenu, divulgatore scientifico e creator digitale, con 500.000 di follower sui social. E nella giornata di domenica il comune di Maser ha festeggiato i 102 anni del cavaliere Emilio Bottin, figura simbolo della memoria storica e civile della comunità maserina. Il compleanno è stato celebrato nella sua abitazione alla presenza del sindaco di Maser, Claudia Benedos, dell'assessore comunale alle politiche sociali Daniele De Zen e di una rappresentanza del gruppo Alpini di Maser, che hanno voluto portare personalmente gli auguri e l'abbraccio dell'intero paese. Festeggiare i 102 anni del Cavalier Bottin significa rendere omaggio a una pagina vivente della nostra storia, un uomo che con la sua storia personale incarna i valori della resilienza, del lavoro e della solidarietà, sottolinea il sindaco Benedos. E Luis Antonio Arroyo è il vincitore del premio Città di Silea 2025, la 17ª edizione del riconoscimento che celebra chi rende Silea una comunità più accogliente. Si è svolta ieri, domenica 11 gennaio, all'Auditorium Parrocchiale di Via Roma, nell'ambito del tradizionale concerto di buon anno con la scuola di musica Andrea Lucchesi. Luis Antonio Arroyo, 52 anni, operaio, originario di Città del Messico, arrivato in Italia nel 2000 e trasferitosi a Silea nel 2006, nel 2023 tiene lezioni gratuite di danza al Parco dei Moreri ogni sabato pomeriggio. Ha creato il gruppo Ritmicamente, che oggi conta una cinquantina di persone, dai 7 agli 82 anni, tra cui una ventina di persone con disabilità. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.